Credo che onestamente abbiamo giocato forse la miglior partita della stagione nel momento più difficile. Questo la dice lunga sulla solidità di questo gruppo, soprattutto di questi giocatori che ringrazio perché si stanno facendo delle scelte abbastanza forti. Abbiamo trovato un'unità di gruppo clamorosa. L'Umanarei era dato ancora una volta prova di grande solidità, battendo Cremona 69-79 e conquistando la finale scudetto contro Sassari. È stata una partita controllata, soprattutto con grande attenzione e solidità difensiva, perché credo che abbiamo fatto una partita difensiva di altissimo livello, stando molto attenti alle caratteristiche, e l'attacco è venuto di conseguenza, trovando spaziature importanti, con lucidità sempre per mettere la palla dove volevamo. È venuta fuori una partita in controllo nel momento più difficile. Ora attenzione e concentrazione saranno sulla finale, la seconda che i ragazzi di coach De Raffaele conquistano in 3 anni. Adesso affronteremo questa finale con il mio amico Gianmarco, al quale vanno i complimenti, e sono contento di farglieli di persona. Avevo aspettato a mandargli un messaggio, anche se io però non bacerò nessuno. Sarà, penso, una bella finale. Niente, stasera ce la godiamo perché, ripeto, credo che sia un risultato clamoroso questo di essere arrivati in finale scudetto in questi 3 anni. Veramente bello, sono contento, sono veramente felice proprio nel senso pieno della parola.